Due curve che mettono a confronto il numero di positivi di oggi con quelli di un anno fa. A rendere evidente la situazione, il grafico elaborato dall'ULS 2. La linea rossa mostra come i contagi dopo il picco altissimo di gennaio siano ancora oggi spinti da Omicron 2 di parecchio superiori a quelli dell'aprile 2021. Siamo ancora sopra gli 800 per quanto riguarda i casi positivi nella nostra provincia ogni 100.000 abitanti. Addirittura per i minori di 12 anni siamo a 1219. Tanti contagi soprattutto tra bambini e ragazzi, ma il raffronto della curva dei ricoveri rispetto all'anno scorso evidenzia come la vaccinazione con 3 dosi protegga anche con la variante Omicron 2 dalle conseguenze gravi della malattia. Abbiamo una curva in discesa lenta perché abbiamo 81 persone ricoverate in area non critica, 41 in ospedale di comunità e 1 in terapia intensiva a Montebelluna. Per assicurare maggior protezione agli anziani over 80 e alle persone fragili è necessaria una quarta dose. La campagna vaccinale partirà a breve. Questa settimana, quando arriverà dal Ministero la nota ufficiale, poi noi siamo pronti perché non abbiamo certamente smobilitato i centri vaccinali, per cui faremo in modo di fare le vaccinazioni. Intanto l'azienda sanitaria procede con il recupero delle prestazioni rinviate per la pandemia. Per le visite specialistiche si dovrebbe andare a regime entro fine anno, meglio andrà per gli interventi chirurgici. Nel momento in cui entreremo nelle sale operatorie della Cittadella ad ottobre, riusciremo a fare tutta la week surgery e la day surgery nelle vecchie sale in modo da poter in qualche modo sopperire e fare tutti i 5.000 interventi che adesso sono un po' meno, che abbiamo, come dire, galleggianti, cioè che aspettano, che vanno dalla semplice colecisti o dall'ernia inguinale fino all'intervento importante.